Un giorno di quelli che non si possono dimenticare. Il 4 novembre 1966, quando a Venezia la marea raggiunse i 194 centimetri. La città venne completamente sommersa. Le immagini di allora lasciano senza fiato ancora oggi. Chi ha vissuto quei momenti e chi li ha sentiti raccontare anche attraverso le immagini. Immagini che a distanza di anni si sono riproposte la sera del 12 novembre 2019, quando l'acqua si è fermata a 187 centimetri. Impossibile dimenticare la disperazione, la fragilità di una città sotto acqua che nonostante tutto resiste. E in questi giorni di acqua alta sta resistendo anche grazie al Mose, azionato in più occasioni nelle 4 bocche di porto per proteggerla. Anche stamane, nonostante il picco limitato rispetto ai 130 centimetri previsti per l'emergenza, che dovrebbe proseguire almeno fino a sabato. Questa sera alle 22:40 sono segnalati 105 centimetri, mentre domani alle 10:55 100 sul medio mare. Valori al di sotto del picco di emergenza a 130 e per i quali con tutta probabilità questa volta il Mose non entrerà in funzione. Salva anche Chioggia. Il Mose ci sta salvando moltissimo il baby Mose, ecco, perché ci salva da quelle maree che si aggirano intorno ai 110-120, però il Mose chiaramente salva tutta la laguna, la città di Venezia, Chioggia in particolar modo, e quindi chi era contro queste opere ovviamente si deve ricredere, perché finalmente i nostri cittadini, i commercianti, gli albergatori, tutti quelli che hanno le attività commerciali, ma anche gli stessi residenti dei centri storici sono finalmente salvi dall'acqua alta.